Orietta, che fine ha fatto? È scoppiato il materassino. Sì, si è un po' scoppiato, È scoppiato non è tutto. un problema. È diventato uno yacht. Lo yacht. Sì. Sì. Guarda, vedi qua, intorno quanti yacht ci sono. Ma come il mio non ce n'è neanche uno. Vediamo un po', allora, yacht a destra, yacht a sinistra, devono costare pochissimo, è pieno di yacht, di panfili, di barche a vela, Ma non si divertono come si me. vede che le regalano, devono costare pochissimo. Allora ci troviamo, ti trovi dove? Ah, Rena Bianca. Arena Bianca, Sì, che guarda. bello! Visto? Facciamo vedere. Mi sto divertendo un sacco questo materassino mezzo gonfiato. È scoppiato il materassino, non Sì, ci posso vedi, credere. Era tutto gonfio nel centro, la parte centrale. Gonfialo oggi, gonfialo domani. Hai visto? Pompa. Se l'è sciupato. Ma dai, devi descrivere il posto, devi descrivere la location tra Porto Cervo e Porto Rotondo è veramente bella, Sì. guarda che bella spiaggia, Però guarda dove sei quello che è finita. bello, ma Aspetta, guarda sì, aspetta, guarda fai il vedere. fondale. Hai visto che sfumature Stai affondando, qualcuno la salvi. Stai affondando. non importa. Scusa, questo è il mio yacht personale. Sai, è divertentissimo. Allora, la spiaggia si chiama, hai detto? Rena bianca. Rena Bianca, È molto, proprio bianca, vedi? molto, molto trasparente, bellissima, si incontra gente simpatica, eccola là. Allora, vuoi cantare una canzoncina? Sì, Sì, la canzoncina del... Yellow Materassino. Ah, via, forza! Allora, No, non ci il posso credere. mio è un yellow materassino. Yellow No, materassino, basta. yellow materassino. Per carità, basta. Il mio è un yellow materassino. Yellow materassino. È andata. Chiamate un dottore. E yellow materassino. È andata. Si è fulminata completamente. È fulminata. Portatela. Ascolta. Vabbè, io direi di. Siccome oggi hai veramente superato ogni limite. Sto andando su. No. Sei Tieni. Tieni. Sì, come no? Quanto costa un materassino? No? 5 euro. Ascolta, racconta la storiellina dell'imbriaco, dai. L'imbriaco, allora. Voce alta. C'è un imbriaco. Sì, sei un uomo un po' altizzo. Cosa gli succede? Però Si lamenta. è veneto sto qua, perché Sì, sai è che i veneto. veneti sono un po' bevaroni, no? Sì, il Veneto dice, non capisco perché ho bevuto litri di vino, Quanti te ne hai bevuto? 2 litri di vino, dopo che ho bevuto 1 litro, 1 litro di vino, e dopo che ho bevuto mezzo litro di vino, dopo che ho bevuto un quartino e dopo un bicchierino, ma sono sempre più imbriaco. Ma no, l'hai rovinato! Bevo sempre manco, sono sempre più imbriaco, non capisco perché. Ah, se l'hai Bevo rovinata sempre alla manco. fine, l'hai rovinata alla fine. No. Se non capisco, a manco che bevo prima ubriaco. Vabbè, dai, No, ma si è capita lo stesso. sì, vabbè, ascoltami, io penso che anche questa volta hai fatto la tua
disastrosa figura come barzellettiere. Vabbè, accontentati di come sono. Poi ti vedo vedo il materassino in pessimo stato. Io, che dici, chiudiamo qua la diretta? Chiudiamo qua la diretta, dai. Dallo yacht di Orietta passo e chiudo. Adesso cerchiamo qualcuno che l'aiuti. Bagnino, per piacere. Bagnino. È andata. I farmaci non fanno più effetto, bisogna cambiare il dosaggio. C'è un dottore in sala. Guarda, ma si fa anche la ginnastica, le braccia, guarda. Basta, non incoraggiatela.